Ciao amici telespettatori, siamo sempre nella rubrica dei cuori solitari e questa sera vi voglio fare una sorpresa. Abbiamo, pensate bene, 3 ragazzi che cercano la loro anima gemella. Ve li presento subito. Ciao, tu sei? Tommaso. Tu? Francesco. E tu? Leonardo. Allora Tommaso, dimmi quanti anni c'hai? Io ho 32. 32, cerchi la tua anima gemella? Sì. Dimmi come dovrebbe essere il tuo tipo ideale? Ma io preferenze non ne ho. Basta che è simpatica, sia gradevole, socievole, tra me in mezzo alla gente, con me. Deve essere una ragazza. Preferisci le bionde o le brune? Non ho preferenze. Non hai preferenze. Tu sei alto? Circa 1,70 più o meno. 1,70, c'hai gli occhi verdi e i capelli castani. Sì, sì. Fai sport in particolare? Sì, calcio. Facciamo vedere ai telespettatori il tuo viso, vedete un ragazzo simpatico. Calcio, nuoto, poi Footing ne fai? anche. Una volta ogni tanto footing, ci vuole, d'altronde. Sì, sì, sì. Poi fai palestra? Palestra no, mi devo scrivere. La musica l'ascolti? Come no? Ti piace la musica? Di tutto. Che genere di musica ascolti? Tutto. Discoteca pure? Sì, sì. In discoteca ci vai? Qualche volta. Qualche volta. Sì, sì. Va bene, bene amiche telespettatrici, per chiunque fosse interessata a Tommaso, abbiamo detto di età? 32. 32 anni, può rivolgersi direttamente al suo numero telefonico che vedete in sovraimpressione, ok? Mentre ora qui abbiamo, come ti chiami? Francesco. Francesca, quanti anni c'hai? 38. 38 anni. Sì. Li dimostri abbastanza bene 38 anni, voglio dire, non li dimostri, ne dimostri di meno. Ascolta, come dovrebbe essere il tuo tipo ideale? Beh, non ho preferenze. Ti piacciono le bionde o le brune? No, non ho nessuna preferenza. Nessuna preferenza, come che? Come dire, sì. Di età? Beh, d'età 35, 34. Essendo che tu ne hai 38 naturalmente. Sì. Facciamo dai 30 fino ai 38, giusto? Sì. Dovrebbe lavorare oppure non ha importanza? Beh, non ha importanza. Tu fai sport in particolare? No, non faccio sport. Niente sport? Niente sport. Musica l'ascolti? Sì, musica sì. Che tipo di musica? Beh, tutti i tipi di musica. Tutti i tipi di musica. Discoteca. In discoteca ci vai? Ogni tanto. Ogni tanto. Ti piace ballare? Sì, ogni tanto ci vado. Va bene. Allora, bene, amiche telespettatrici, abbiamo conosciuto Francesco, 38 anni, sempre di Mazara del Vallo. Per le amiche telespettatrici che fossero interessate a conoscere a Francesco, possono rivolgersi anche loro al suo numero telefonico che vedete in sovraimpressione. E passiamo subito a Leonardo. Di anni? 34. 34 anni, sempre di Mazara del Vallo. Allora Leonardo, dimmi, come dovrebbe essere questa tua ragazza ideale? Ma deve essere una ragazza molto sincera, molto disponibile. Non ho Cioè tu non vai guardando l'aspetto fisico, ma vai guardando il carattere? anche l'aspetto fisico, però comunque vado sul carattere. Sull'aspetto fisico poi che ne faccio? Magari è bella e poi Certo, cervello non ce n'è? ecco, Succede molto spesso. una bella affinità anche mentale Certo. e anche comunque essere carina, dolce, sensibile, importante anche questo, e mi fa sentire di avere un bel rapporto con Gli anni quanti dovrebbe avere? ma nell'amore non c'ha Non c'è età, quindi l'età non ha importanza. l'età. L'altezza? Ma più o meno da 1,60 Da 1,60 a salire. a salire, sì, più o meno sui 1,70. Va bene, dovrebbe lavorare oppure non ha importanza? Non lo so, se lavora sono fatti sue, se non lavora È la stessa cosa. È la stessa cosa Va bene. comunque. Tu diciamo fai qualche sport in particolare? Sì, molto la bici, nel periodo estivo e un po' in autunnale primavera, in inverno forse vado in palestra, qualcosa così, d'estate faccio il nuoto, più in estate che in inverno. Certo. Va bene, frequenti le discoteche? Nelle discoteche no, non mi Difficile. piacciono. La musica da discoteca ti piace? Qualcuna molto mi piace. Sei più che altro un tipo romantico? Sì, forse io ascolto molta musica italiana, Sì. molta musica molto lenta, quella che fa innamorare. Mi piacciono molto quelle lente, anche quelle straniere così. Ok, abbiamo detto ti chiami? Leonardo, E c'hai 34 anni. C'ho 30. E sei di Mazara.
Sono di Marsala. Ah, di Marsala. Marsala. Siete tutti di Marsala? Allora ho sbagliato, non siete di Mazzara del Vallo, siete di Marsala. Marsala. E vi trovate qui a Mazzara del Vallo per farvi una passeggiata, giusto? Fatto una bella passeggiata, abbiamo trovato che il tempo è bellissimo e allora c'è tanta Anche perché gente. abbiamo sentito il vostro annuncio, C'è eravate tanta qua oggi. E siamo Abbiamo Certo. sentito anche l'annuncio che c'era. Benissimo, allora è finita bene. Certo che è finito. Ok, va bene. Amiche telespettatrici, per le ragazze che fossero interessate a Leonardo? 34 anni di Marsala, ripeto, possono chiamare direttamente il suo numero telefonico che vedete in sovraimpressione. Ok, abbiamo conosciuto 3 splendidi ragazzi di Marsala. Vi voglio fare un'ultima domanda. Dimmi. Esatto? Il tuo desiderio più grande? Basta che c'è la salute, questo è il più grande desiderio. Il tuo? Beh, è lo stesso, guarda. Lo stesso che? L'importante è che c'è la salute. L'importante è poi- la salute. Sì, poi il lavoro. Il tuo? idem, uguale. Lo stesso. Uguale. Il desiderio più grande vostro è l'importante è la salute. L'importante Ok. è la salute, vivere. Va bene. Una cosa è questa comunque. Perfetto. Poi tutto il resto. Bene amiche telespettatrici. Anche se c'è abbastanza sulla preghiera, Certo. costa vivere meglio. Logico. Va bene, ripeto amiche telespettatrici, qua ci sono 3 ragazzi che cercano la loro anima gemella, per chi fosse interessato a loro può rivolgersi naturalmente ai loro numeri telefonici che vedete in sovraimpressione, ok? Alberto vi saluta anche Leonardo. poi Francesco? e vi saluta anche Tommaso. ciao amici, a dopo. Oh yeah!